che è una tecnica, diciamo, che viene dal francese, che significa coller, incollare. È, diciamo, una tecnica pittorica che consiste nell'incollare su un piano dei frammenti di... Un po' Sì? piano. Una tecnica Che viene dal francese coller, con sì? Che significa incollare. Quindi consiste nell'incollare i frammenti di carta su un piano, cioè sul foglio, per produrre degli effetti che risultano tramite l'accostamento di diverse figure. Esistono molti tipi di collage. non riesco a scrivere. Ok, vado piano. Degli accostamenti? Per produrre particolari effetti. Sì, sì. In pratica ci sono più tipi di collage. Quanti? Ci sono quelli polimaterici, cioè con diversi elementi e materie, e quelli tridimensionali, che cioè, vanno ad incollare degli oggetti fisici tridimensionali su una superficie. E poi abbiamo questa differenza che prevede l'uso monomaterico, cioè di un solo materiale, oppure bidimensionale a più dimensioni, cioè due dimensioni. Si possono usare ritagli di giornale, ma anche immagini fotografiche, che si possono comporre nel modo in cui si desidera portare un messaggio. Cosa succede? Col collage noi decostruiamo e ricostruiamo, quindi selezioniamo una serie di immagini e cerchiamo di metterle sul foglio in modo che catturino lo sguardo dell'osservatore. Principalmente è una tecnica semplice, ma che crea dei, diciamo, risultati complicati a seconda di quanto uno voglia renderlo complicato all'occhio. Le rende complicato. Sì, cercare di, a seconda del messaggio che vuole trasmettere. Si possono usare anche immagini con significati diversi per creare, diciamo, da un'immagine primaria delle contrapposizioni oppure delle assonanze tra le immagini. Partiamo comunque da una corrente storica artistica che è il cubismo. Difatti la prima innovazione che introducono le avanguardie è il collage, fatto con i frammenti di carta, come poi oggi ci occuperemo nel laboratorio. Cioè si prelevano, grazie a un principio di elementi extra-artistici, e il loro montaggio nello spazio diventa una rappresentazione. Ad esempio come faceva Pablo Picasso. Diceva che il collage era uno strappo nei confronti della pittura accademica. Cioè la pittura accademica era costante, e questa tecnica aveva creato un distacco da ciò che era sempre stato normale. Is collage, is collage a typical technique in SF poster? Sì, il collage viene usato
nei poster di fantascienza, molto spesso anche utilizzando delle immagini retrofuturistiche. Ad esempio si usano spesso i giornali degli anni 50 per creare delle immagini fantascientifiche con personaggi di un'altra epoca, però proiettati nel futuro. E ritornando tipo a Picasso, lui usava ad esempio anche tutti i tipi di materiale, anche pacchetti di sigarette, scatole di fiammiferi. E in questo caso la carta veniva tagliata e incollata e diventava una metafora degli oggetti sezionati, cioè un oggetto veniva decostruito e veniva poi spalmato sulla carta, incollato. Ad esempio, non lo so, abbiamo un esempio tipo di Pablo Picasso con la natura morta con sedia impagliata, dove c'è proprio la base di una sedia su cui è decostruita una natura morta. Abbiamo anche degli esempi come la bottiglia di Viewmark, dove ci sono del vetro, una chitarra, dei giornali ed è tutto composto così. Ad esempio Pablo Picasso utilizza anche, se volete vedere anche, viene utilizzato la natura morta con violino e frutta, e poi vengono composti in maniera spalmata così. Ma ad esempio, come anche possiamo vedere i poster che andremo a utilizzare, andremo a usare varie elementi della fantascienza come lo spazio, i pianeti, e poi un'immagine reale dell'anfiteatro di Pola, delle astronavi e dei personaggi fantascientifici. Un altro che usava anche il collage era Georges Braque, che riprende i collage di Picasso e li fa diventare, ad esempio, degli elementi scomposti all'interno del quadro. Poi andiamo a occuparci anche della parte più all'avanguardia, dove viene utilizzato il collage anche nel futurismo. C'è una corrente di pensiero che si era sviluppato con personaggi come Gino Severini, che sperimenta una tecnica sempre sotto l'influenza cubista. Nel passato viene definito come una tecnica squisitamente tecnica, perché ad esempio viene decostruito in uno dei suoi quadri una ballerina. Utilizza anche il collage per fare dei ritratti, cioè dei ritratti delle persone, dove ci sono vari elementi geometrici che si vanno a fondere con i visi e i volti delle persone, creando così un collage unico. Diciamo che come fil rouge degli inizi della tecnica del collage c'è sempre come elemento la natura morta, cioè la classica natura morta viene riutilizzata in queste rappresentazioni. Un altro che utilizza la tecnica del collage è Carlo Carrà, che crea delle immagini che sono dei collage di giornali.
che vengono decostruiti. Possiamo anche vedere come utilizza anche gli animali faccio vedere, come utilizza gli animali in questa tecnica del collage, rendendo il loro movimento grazie anche all'applicazione di materiali che non c'entrano con gli animali, ad esempio giornali incollati in modo che la sagoma formi un cavallo. Poi si passa a un'altra corrente che è il surrealismo, dove viene molto utilizzato la tecnica del collage, e possiamo vedere come anche Max Ernst utilizza la tecnica del collage, creando delle situazioni, costruendo questi collage utilizzando fotografie, oggetti fotografati e poi ritagliati, vario materiale come il metallo, le monete, gli strumenti musicali. Ad esempio c'è un'opera di Max Ernst che si chiama proprio Collage, in cui mette insieme dei personaggi con delle scritte di giornale, creando così un effetto come se fosse una notizia ma ricostruita da lui. Un altro famoso è André Breton, che usa questa tecnica del collage per fare delle composizioni e creare un nuovo testo. Fino a quel momento le fotografie erano state un elemento di verità oggettiva che si apre a una nuova sensibilità, che può essere anche spaventosa, agghiacciante. Lui crea anche un autoritratto nel quale utilizza delle mappe astrologiche come indumenti grazie a questo collage, e utilizza una sua fotografia per rendere il suo autoritratto personale. Abbiamo poi anche Tristan Tzara. Come? Tristan Tzara, T-Z-A-R-A, Tristan Tzara, che è nato in Romania e che nel collage sono riconoscibili degli elementi cubisti. Diciamo che il collage è un richiamo alla realtà di ogni nostra idea ed è sottoposto, diciamo, all'organizzazione estetica, mentre invece per il dadaismo è la negazione dell'arte e che non esiste niente di nobile. Ad esempio vediamo nei suoi collage, dove ci sono vari strati di fotografia e di richiami al dadaismo con delle scritte come Dada. Ok, un attimino, guardo subito su una cosa. Ci sono. Poi dopo il dadaismo possiamo vedere come il collage si sposta verso un'altra corrente che si occupa principalmente della pop art durante anche il dopoguerra. Abbiamo degli esempi come Robert Rauschenberger, che si interessava delle strade di New York
e quindi creava dei collage usando ad esempio astronauti abbinati a cantanti, abbinati a foto del Vietnam. Ehm, C'è anche un'immagine molto forte del funerale di Martin Luther King all'interno dei suoi quadri. Possiamo anche vedere dei suoi, diciamo, composizioni con oggetti quotidiani, come un quadro intitolato Untitled, dove ci sono degli ombrelli con delle composizioni fotografiche. E ci sono altri autori come Anthony Tapies, Louise Nevelson, per poi passare all'italiano Alberto Burri, che lui usa un collage materico, cioè utilizzando sulle sue tele degli oggetti come dei sacchi, ma anche altro materiale che è più nella sfera del materico. Abbiamo altri esempi come Emilio Vedova, che ad esempio nei suoi collage usa le impronte, Richard Hamilton, che utilizza vecchi giornali, e poi abbiamo anche Ray Johnson, che riutilizza le vecchie pubblicità per creare nuovi messaggi, accostandole con immagini di fumetti, scritte di pubblicità, per dare un nuovo significato alla pubblicità, rendendola meno splendente, ma dando messaggi diversi da quelli che vengono espressi nelle pubblicità. Passiamo poi ai contemporanei. Per concludere il nostro discorso, ci sono contemporanei come Kara Walker, ad esempio, che crea dei collage utilizzando vecchie stampe e foto attuali. Ad esempio Charis Sevis, che utilizza foto di monumenti per creare la foto stessa del monumento. Cioè, ad esempio, se dovessimo fare il museo dell'archeologia, noi fotograferemo migliaia di volte il museo dell'archeologia per poi comporre lo stesso museo con le foto, quindi un collage nel collage. Poi abbiamo anche Sarah Eisenlor, che crea ad esempio collage con paesaggi attuali, ma utilizzando foto di case vecchie, case ormai distrutte, però inserite all'interno di paesaggi nuovi, paesaggi contemporanei. Ci sono molti che usano il collage, ad esempio anche Laurindo Feliciano, che nel 2017 ha creato un collage con materiale degli anni 50, ad esempio foto di pianeti, e con diciamo macchinari antichi. Adesso se vogliamo passare invece alla parte che riguarda il laboratorio, possiamo vedere come diciamo tutte queste teorie che riguardano il collage vanno poi trasposte nel nostro laboratorio che attuiamo nel Museo di Archeologia. Ad esempio noi grazie al fatto e all'accostamento di immagini diverse abbiamo a disposizione, ad esempio, cosa abbiamo fatto per creare una situazione fantascientifica.
Ho preso delle foto del telescopio Hubble, che sono rappresentazioni reali di come viene rappresentato lo spazio, viene fotografato, le foto di galassie, le foto di particolari, ci sono delle rappresentazioni dello spazio precise e fotografate con dei mezzi scientifici, e quindi abbiamo una rappresentazione della realtà scientifica che andiamo però noi a trasporre nella fantascienza. Abbiamo poi anche delle rappresentazioni dei pianeti, che non sono rappresentazioni artistiche, ma sono rappresentazioni scientifiche, su ad esempio il calore che emana un pianeta, la sua conformazione, che però noi possiamo estrapolare come elementi e texture artistiche, perché vediamo dei colori che ci portano a creare delle composizioni che vanno oltre la scienza e vanno nella fantascienza. What planet is the purple one, please? This purple one è un pianeta che è stato avvistato ultimamente, che adesso non so dire il nome, però che è stato ricostruito al computer dagli scienziati. Poi abbiamo la Terra, qua una rappresentazione tipo di Plutone. Questo qua ad esempio però è un pianeta reso grazie agli scan, diciamo, ai telescopi, e invece poi andiamo a prendere degli elementi che sono più reali, cioè che andiamo a prendere l'anfiteatro che si trova a Pola in Croazia, e poi abbiamo ciò che ci porta nello spazio fantascientifico, ciò che ci trasporta, cioè i mezzi che usano nel cinema per trasportarci da un posto all'altro. Quindi abbiamo delle astronavi, abbiamo la macchina di ritorno al futuro, abbiamo queste varie astronavi fantascientifiche, abbiamo il famoso Millennium Falcon di Star Wars, ma abbiamo anche una parodia, diciamo, di Star Wars con questo camioncino reso come se fosse un'astronave. E grazie a questi mezzi noi chi trasportiamo? Possiamo trasportare i nostri personaggi dell'immaginario, che sono come ad esempio, abbiamo un esempio tipo Sandokan, possiamo trasportarlo in questi mondi immaginari, e poi abbiamo il mostro della laguna, Godzilla, King Kong, Darth Vader, e personaggi anche della fantascienza degli anni 50, per creare così un effetto anche di viaggio nel tempo. E quindi grazie a questi materiali poi noi andiamo a comporre un poster di fantascienza che viene poi plastificato e usato come poster casalingo dalle persone che partecipano al laboratorio, e che poi possiamo andare a vedere nelle foto che pubblicheremo. Allora vi ringrazio e procediamo col laboratorio. Let's start. Qualche foto qua. Non mi sposto. A little bit of paper. Che ne c'era? Ah, sì, c'è. Vuoi partecipare? No. Se vuoi partecipare volentieri, così. No.
E cosa dovrei fare? Allora, ci mettiamo qua tranquillamente. Ma lo fa lei, io guardo. Sicuro, ma così Ma hai un posto tuo personale. Dai. E poi lo tieni a casa. Allora possiamo ritagliare. Possiamo partire anche scegliendo. Innanzitutto facciamo così. Ci scegliamo uno tra questi universi che ci possono piacere, che possono essere uno tra questi universi qua. Così magari l'universi che puoi scegliere. Se tu guardi pure tranquillamente, te ne scegli uno che più ti piace. Universi. Anche galassie, parti di galassie, foto. Dovrei pensare un po', perché veramente la scelta è basta. Perché diverso? Ah, perché so. Facciamo un secondo. Perfetto. E allora così ci abbiamo scuro preferisci. Perfetto, allora così siamo a posto. Poi andiamo a sceglierci uno o due pianeti che più vogliamo inserire all'interno della nostra composizione. Qua si ripetono perché sono 6 pianeti principali. Che pianeta è questo? Questo non mi sembra Saturno, ma però con una vista. Però diciamo. No, Marte, questo è Marte perché è fatto al telescopio, quindi non ha i suoi colori reali, ma i colori. Marte è troppo popolare, così che lo elimino. Questo qua diciamo. Dipende, è consigliabile diciamo questo metterlo nel scuro di nuovo o è troppo? Forse più chiaro, ad esempio anche questo, oppure questo. Sarebbe meglio Va a perché contrapporsi, questo qua si va un po' a perdere. proprio volevo chiedere. Allora, mettiamo questo Questo, qua, no? grandissimo, allora questo qua. Allora, iniziamo a prenderci questo qua. Allora, questo qua te lo do a te, così te lo puoi ritagliare. Io mi prendo questo, perché c'è un po' di spazio, così mi metti qua tranquillamente. Devo scegliere uno più piccolo. Sì, ma appunto l'importante, cioè, la precisione nel collage Non è che conta. no, non tanto.
Così. E poi, come anche nella grafica, tu puoi andare a iniziare a comporre la posizione, la composizione che tu vuoi creare. Cioè tu posizioni il tuo pianeta qua all'altezza in cui lo vuoi, non andiamo ancora a incollarlo, puoi mettere il pianeta dove preferisci tu all'interno della composizione. His planet is very big. Yes. Sì, troppo. Sì, ma si può andare anche a sovrapporre poi con le altre figure. Grazie a questo noi abbiamo già un inizio di composizione. Poi, se vogliamo scegliere o uno di questi due... No, non ci sta più. No, ma si può andare a sovrapporre. Noi possiamo creare anche delle sovrapposizioni. Una volta ritagliato poi possiamo farlo anche tramontare dietro. È quello il bello del collage, noi possiamo comporlo come vogliamo. O se no, se preferisci, andiamo a prendere un'astronave. Mi faccio l'arena prima di... No. Puoi scegliere tu quale vuoi tra queste. Sì. Seguo questa qua. Questa qua? Sì. Ok, perfetto. Allora. Sì. La ritaglio. Te la ritagli tranquillamente. Sì. Oh, that's the tough one for cutting. Ho scelto la più difficile di tutte. Non mi farate... Alessandro, where do you find motives that we use right now? There is some base for design from where you can take all these motives, aliens, amphitheaters, cars. Lo cercate un po' dappertutto, sia nei libri che in internet. E sono tutte rappresentazioni che vengono fatte, diciamo, o dell'universo o dei pianeti. Ad esempio queste qua sono diciamo macchine da trasporto che vengono utilizzate nei film di fantascienza. Poi i personaggi sono quelli principali dei cult di fantascienza. E poi andiamo a integrare anche con, ad esempio, spazi reali che andiamo a inserire nella nostra immaginazione. Quindi, grazie poi a come verrà il nostro collage finale, avremo una rappresentazione non realistica, ma immaginaria della fantascienza che noi vogliamo creare con oggetti reali e immagini reali. I'm worried if we choose too big planet. No, ma l'importante, anche se c'è un pianeta grande, noi possiamo andare poi a sovrapporlo con altre immagini. Cioè, grazie alla tecnica del collage, noi possiamo andare anche a mettere un'immagine sopra l'altra e anche andare a infrangere lo spazio che di solito ci viene precluso. Ad esempio, se noi avessimo dipinto un pianeta così nello spazio, poi per inserire un altro soggetto andremo a coprire il dipinto. Invece noi andiamo a sovrapporre i vari strati di carta creando i nostri spazi come vogliamo. Cioè lo spazio nello spazio proprio. Ecco qui.
e poi ti scegli tu dove posizionarlo. Per fare il dito, come va? Sì, Posso metterlo come puoi mettere come vuoi tu. No. Non è che sia proprio... No. Poi noi finché non incolliamo non è che rimane lì per sempre. Adesso siamo ancora liberi di metterlo dove vogliamo. Not an easy decision. Proprio sopra, oh. Sopra mi... Non ti convince ancora? No, perché mi è tutto strato. Non ho fatto niente. Non ti convince ancora? No. Neanche non credo. Adesso vediamo. Ci possiamo scegliere un personaggio che magari va a cambiare un po' le sorti dell'immagine. Sì, allora mi prendo King Kong. King Kong, perfetto. Sì. Io intanto ti taglio un'arena così vediamo se ci sta bene anche un'arena all'interno. King Kong is bigger than Arena. Il giorno d'oggi quanto si pratica il collage? Viene molto praticato il collage, viene usato anche per le pubblicità. Però ormai tutto con il computer. Col computer. Diciamo che il collage è il fondamento anche della grafica digitale, perché ad esempio Photoshop, il principio di Photoshop è il taglia e incolla, cioè gli strumenti principali del programma Photoshop è tagliare e incollare, e quindi diciamo che è stato sostituito dalla tecnologia, ma mentalmente questo processo è lo stesso. Ci sono ancora persone che usano fare il collage fisicamente per poi avere un'idea digitale, quindi il processo mentale alla fine è lo stesso, So Photoshop couldn't do this job as good as collage technique. penso di sì, posso affermarlo, perché tanto il processo mentale è lo stesso. Magari tu sul computer puoi tornare indietro, ma se tu fai un collage a cui hai pensato gli spazi da usare, dove posizionare i vari elementi, è una cosa che tu hai fatto anche fisicamente, e quindi anche il gesto di aver spostato ad esempio l'immagine ti rimane più impresso e l'idea viene più diciamo processata dal cervello, non è una cosa che rimane sullo schermo e poi può essere distrutta. Ti rimane più impressa, rimane nella tua storia mentale. Vuol dire a diventare il collage è stato Picasso in pratica. Esatto. Sì. Abbiamo un piccolo Picasso che sta crescendo, sta diventando sempre più artistico.
E no, la cosa bella è anche che tu finché non hai incollato gli elementi puoi sempre spostarli nello spazio come vuoi. Anche qua. Una fotina. Non è anche King Kong, non è troppo facile. Meno male che non hai scelto l'altro, basta. This is very nice composition. Ottimo. Abbiamo tentato. And the pupil is much more minimalist than the teacher in style. Yeah. Sì, che ognuno poi si crea il suo stile che lo va anche a rappresentare. Do you have, is your first, do you start with visual or with the content, with the story you want to tell? When you plan your poster? With the image. Perché con le immagini poi si crea la storia, tu usando anche diciamo oggetti a caso tu poi riesci a creare una storia. Ad esempio qua non so, vedo Sandokan che per conquistare l'arena di Pola ha usato la macchina del tempo passando da un pianeta all'altro. So it's easy to get the story later. Sì, adesso ci proviamo. Ad esempio qua, adesso poi scegliamo dove mettere King Kong all'interno della composizione. Vorrei in qualche modo rappresentare la macchina spaziale che scappa da King Kong. Ok, ottimo. Allora io li metterei contrapposti, diciamo, la macchina spaziale e King Kong. Ad esempio, se io dovessi metterlo così, io avrei anche più spazio per l'attacco della macchina spaziale contro King Kong o la macchina spaziale che scappa da King Kong. Poi non so, puoi usare anche altri elementi, se ti va di mettere anche l'arena, vedi, cambia anche la situazione coi colori. Però l'arena qua cosa dovrebbe significare? Non so. Era anche per rappresentare un po' lo spazio di... Sì, ma nell'insieme dell'idea? Sì, sì. Anche per contestualizzare, diciamo, non lo so, che arriva sulla Terra, magari, da un altro pianeta. Come? Dove dovrei metterla, diciamo? Possiamo anche disporla sotto. Tanto abbiamo tutto lo spazio per... Poi l'astronave puoi scegliere tu dove metterla, oppure che sta anche già scappando nello spazio. Oppure che sta cadendo. Che sta cadendo. Però che capisci che sta cadendo.
Si può mettere un po' all'interno della composizione come si vuole. Sì, però se non sai come, se non hai un'idea come... It seems to me you have a problem with contrast with King Kong. May I? Maybe King Kong would be better here, huh? Si può mettere anche lì. Sì, però qua non ha il suo... Io vorrei che si veda meglio come l'astronave scappa da King Kong. Adesso, Ok. se Possiamo anche farlo mettendo King Kong qua e l'astronave si può fare qua. e poi l'arena niente. L'arena se la vogliamo inserire possiamo inserirla, possiamo anche non inserirla. E dove la inseriamo? Possiamo metterla anche qui sotto. So we have a first selection here. Be careful. Be careful when you choose your elements. Ecco, già, Così, attenzione, sta convincendo. già. Sì, anche. Ci può stare? Ma sì. Ottimo. Poi anche spazio per un altro personaggio se vuoi o no. Anche un altro pianeta. Puoi fare quello che vuoi. E così non basterebbe? Così basta, va benissimo. Possiamo procedere, se questa è la tua idea, possiamo procedere a incollare. Per me basta ad ogni modo, perché non è troppo. Posso dire anche che mi piace, ha lo sfondo scuro Perfetto. là c'è l'arena Allora facciamo anche... così il pianeta si può vederlo. Per me va bene. Possiamo fare anche una foto così rimane l'idea così. Sì, lo faccio anche io. Così abbiamo queste composizioni. Eccoci qua. Basta, non vorrei esagerare. Io sono pienamente d'accordo con te. Io passerei alla basta fase così. dell'incollaggio. Sì. Allora, tipo questa. Allora, questa qua è per te. Allora, quindi noi con quest'idea qua abbiamo la fase finale. Quindi cosa abbiamo come ordine? Questa è la più importante, diciamo. Esatto. Noi come abbiamo come ordine di livelli? Abbiamo lo sfondo, il pianeta, questo e questi due. Per ricordarcelo possiamo fare così. Il primo livello è questo qua, il secondo livello è questo qua, il terzo livello è questo qua e l'ultimo livello è questo qua. Quindi noi come procediamo? Abbiamo lo sfondo a cui dobbiamo iniziare a incollare il pianeta. Sì. Così iniziamo così. Era proprio qua? Sì, sì, pianeta. tu comunque puoi sempre riguardartelo così finché è disincollato. Bello anche il quel che non viene precisissimo. No, facciamo così? Sì. Forse. Non so. Così? Io direi di sì. Quindi incolliamo prima questo qua, ce lo teniamo qui sotto nella posizione dove era. Iniziamo a incollare il pianeta. Qui ci incolliamo il pianeta. Quanta cosa? Un leggero strato, senza esagerare. Mettiamo. Su tutta la superficie? Sì. Questo mi sfuggito un po'. Ad esempio qua.
Perfetto, direi. Così qualcosa? Sì, sì, va benissimo. Perfetto. Adesso vado all'arena, vero? Esatto. E poi... Dobbiamo dappertutto. poi vado, questo collare, vado a analizzare la gente, perché glielo mostro Esatto. e gli chiedo che cosa pensi, che cosa vedi. Esatto. E così riesci a conoscere meglio le persone, Giusto. è vero? Giusto. Stando al mio punto di vista. Esatto, conosci meglio le altre persone attraverso la tua opera. E poi chiedi come definiresti. Ma vedremo. Perfetto. Perfetto. E poi andiamo a incollare gli ultimi due elementi, direi. Sì. Farei prima King Kong, così ti vai a coprire questo spazio qua. Così. Esatto, così lo metti come... Mm. Vedi che alla fine sta prendendo la sua forma finale. Qui il bordo appunto. Possiamo ancora cambiare la posizione. Era così? Sì, Mm? sì, Più o meno. più o meno sì. Io intanto attacco solo la plastificatrice. E poi andiamo a inserire l'ultimo elemento. Sì. Come l'avevamo messo? Mi ricordo che era in questa zona qua più o Sì, meno. sì, in questa zona qua, sì. Però... E forse, bravo, così inclinato mi sa più che sfugge. Sì, Vero? pensavo, sì. Così mi convince. Forse un po' così, Direi di sì. per dargli un po' di vantaggio. Volentieri, dai.
How often do you do this in your job, graphic design job? Questo anche per il metodo progettuale, cioè per fare anche progetti come questi qua che abbiamo qua. Ad esempio questi totem qua si basano sul collage, perché ci sono elementi che vengono sovrapposti dopo essere stati ritagliati. Sì, anche un po' più di natura. Così, mi sa proprio che scappa. E difatti tutti questi elementi sono sovrapposizioni di immagini che sono fatte al computer ma che utilizzano lo stesso metodo di collage. Ho vari oggetti che vado a sovrapporre secondo il messaggio che voglio dare. Ecco, adesso abbiamo il lavoro finito, che direi che è avuto un gran bel lavoro, Yes, it's very nice. e andiamo a utilizzare invece un altro metodo che è più moderno, che Questo diciamo metodo si chiama? la plastificazione. Questo è... No, no. Ah, questo qua è il collage, Sì, sì. è lui. È lui. Appena si accende la macchinetta. Andiamo. Di questi sul collage se ne possono mettere quanto si vuole. Quante roba vuoi? Sì, finché non riempi il foglio. Sì, sì. E poi abbiamo questa superficie qua che è la nostra plastica, che per renderlo diciamo plastificato e non far... Questa è l'ultima fase. Questa è l'ultima fase, che è la plastificazione. Noi andiamo a posizionare, ti faccio vedere il foglio così. Lo inseriamo qua all'interno, così. Che dimensioni ha? È una 4. E io così ce l'ho pronto per essere plastificato, in modo che poi viene plastificato da tutti i lati. E poi adesso si sta scaldando la plastificatrice e possiamo procedere con la plastificazione. Vediamo solo se è pronto. Ok, si accende. E possiamo procedere con la plastificazione. Così poi tu hai una tovaglietta che puoi usare come poster oppure per fare colazione sopra. Pericoloso che posso bucare la pressione. Così piano piano viene prima messo all'interno di 2 fogli di plastica, Quanto dura? pochissimo, cioè è un processo che dura molto poco. Can we make false documents with this as well? Yes. You can do all the documents. Oh, it looks great.
Io così cioè, è un oggetto, diciamo, artistico creato, che però ha anche un uso quotidiano, senza andare Pratico, vuol dire. pratico. Costa molto questa... No, non costa Aggeggio. tantissimo, no, non costa tanto. Io vedi, adesso si raffredda un pochino e c'è un... Sì, non... Neanche troppo male. Oh. Poi vedi che anche la plastica ravviva un po' i colori, Sì. li rende più Sì, vivi. sì, ho osservato, sì. Vedi che è venuto molto bene. Una bella foto del lavoro che hai fatto. Fai una foto con te col lavoro. Così tipo ricercato. Mi manca un numero. Perfetto.